Inizia il secondo tempo, ragazzi, e purtroppo, nonostante le speranze che avevamo tutti sullo stadio, ci scontriamo un po' con la realtà. La realtà dice naturalmente che il Chelsea, che è la squadra del mondo per club in carica, è comunque una squadra estremamente forte nonostante la giovane età, è una squadra che gioca a calcio, che palleggia bene, che pressa, che corre, ed è una squadra che atleticamente è molto più fresca del Napoli. Infatti il problema è proprio questo, è che il Napoli inizia a calare lentamente ma costantemente durante il primo quarto d'ora praticamente del secondo tempo, cercando di palleggiare ma in maniera più che sterile, lenta e cercando di rallentare la partita, cosa non siamo riusciti a fare completamente. E turning point della partita, ragazzi, è quando su una discesa sulla destra, perché nel frattempo è entrato un certo Cole Palmer che serve la palla a Joao Pedro trova un gol spaventoso, spaventoso, dallo stadio sembrava un gol incredibile, sinistro ad incrociare, penso all'incrocio dei pali, ancora non l'ho rivisto ragazzi, ma mi sembrava diciamo proprio all'incrocio dei pali. E questo è stato il turning point della partita, ragazzi, perché chiaramente lì ti taglia le gambe perché tu stavi interpretando, anche se stavi calando fisicamente, interpretando una buona partita, stavi palleggiando, stavi giocando bene, ti arriva questo ragazzo fortissimo che ti fa un gol incredibile, chiaramente dice cazzo, porca troia, questo è il primo gol tiro del secondo tempo, fanno un tiro del genere e segnano, chiaramente ripeto, ti taglia un po' le gambe.